chiesto della mamma, la mamma sta facendo la mamma e quindi sta appoggiando sicuramente il figlio, pur nel grande dolore per la perdita del marito, ma come tutte le mamme, prima il dolore del figlio, poi il proprio dolore. Riccardo De Felice, 24 anni in carcere da ieri, accusato dell'omicidio del papà Francesco De Felice, è guardato a vista. Dietro a volti scuri, vicini e amici che scelgono di restare in silenzio, si fa strada un episodio che risale a venerdì scorso, quando Riccardo fu accompagnato a casa da una collega perché in evidente stato confusionale. Quell'episodio aveva convinto mamma Adriana e papà Francesco a chiedere aiuto. Oltre alla mamma è l'avvocato Giovanni Maccarrone, insieme alla collega Alessandra D'Aversa, ad aver parlato quasi subito con il ragazzo in carcere. Ieri il primo colloquio avuto a Santa Bona è stato un interrogatorio molto toccante anche dal punto di vista emotivo, perché il ragazzo effettivamente non seguiva una linea logica, diciamo così, ripeto, era assolutamente disorientato. Questa mattina intanto alla convalida dell'arresto l'interrogatorio di garanzia potrebbe essere fissato già per domani. La perizia psichiatrica che il procuratore Marco Martani dà per certa potrebbe essere chiesta subito dal pubblico ministero come accertamento tecnico urgente e irripetibile. L'omicidio deriva da una forma di psicosi acuta. Sicuramente è decisiva la perizia psichiatrica per stabilire l'imputabilità dell'arrestato, e da questo poi deriveranno anche le altre conseguenze, se ci sarà cioè una sanzione detentiva o se invece ci sarà l'applicazione di una misura di sicurezza. Idee deliranti a sfondo persecutorio sono le parole che usa il procuratore di Treviso per descrivere la prima confessione resa da Riccardo alla polizia. Il ragazzo era convinto di aver ucciso l'omicida di suo padre, che quell'uomo che dormiva sul divano non fosse suo papà. La perizia psichiatrica richiesta dalla famiglia avrebbe dovuto essere di lì a pochi giorni. Dalle prime dichiarazioni raccolte sembra che si sia manifestata pochi giorni prima. La famiglia aveva già chiesto una visita psichiatrica, ma purtroppo non ha fatto in tempo a sottoporlo a visita psichiatrica, è avvenuta prima la tragedia.